Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia. Sentiamo i fatti di questa edizione. Mio figlio ucciso e lui a casa, rabbia e dolore nelle parole della madre di Francesco Bacchi, il giovane ucciso a Balestrate. Era un ragazzo buono, ha solo difeso un amico. Sanità, entro fine mese nomine dei manager, lo conferma il presidente della regione siciliana Schifani, anche se nella maggioranza non c'è ancora un accordo. L'inverno batte un colpo in Sicilia, in queste ore pioggia e calo delle temperature, ma il clima resta tipicamente primaverile. Nella fascia ionica massime mai così alte dal 2002. Ad Agrigento sbocciano i primi mandorli. Ancora appelli per evitare il flop di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Anche lo scrittore Matteo Collura manifesta la sua preoccupazione. Calcio in Serie B, poker del Palermo che vince 4-2 sul Modena e ritrova la vittoria. In Serie C rinviata per neve Picerno-Catania. Oggi il Messina in casa contro il Taranto. Sale la tensione nel palermitano dopo i funerali pubblici vietati per la vittima della rissa nella discoteca di Balestrate. La mamma di Francesco Bacchi non si dà pace e dice: mio figlio è stato ucciso perché è troppo buono e il suo assassino è già a casa. Sentiamo Manlio Viola. Un ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, per chiedere l'annullamento dell'ordinanza del questore di Palermo, Vito Calvino, che ha vietato i funerali pubblici per Francesco Bacchi, il giovane ucciso al culmine di una rissa davanti a una discoteca di Balestrate nel Palermitano. Un ricorso sul quale il TAR si pronuncerà però soltanto a febbraio, quindi troppo tardi per consentire funerali in realtà già svolti. Ma si esprime anche così la rabbia della famiglia del giovane per questa vita strappata via ai suoi affetti. Una rabbia esplosa da parte di familiari ed amici anche per quei funerali vietati. Mio figlio è stato ucciso e torna a casa! No! Non lo posso accettare! Perché mio figlio è stato ucciso per difendere un amico! Un amico! L'ho cresciuto con i sani valori, mio figlio! Era troppo buono! Non posso accettarlo questo dolore io! Non è stato giusto! Si sentono abbandonati dalla giustizia familiari e amici di questa e di altre vittime di fatti analoghi avvenuti negli ultimi anni, mesi, settimane. Se di pace, di conforto e di rassegnazione dobbiamo parlare, questi passano anche per i canali della giustizia ed è quella che ci deve venire incontro, non contro! Gli attacchi sono alle scelte della magistratura, che ha posto ai domiciliari Andrea Cangemi, il coetaneo di Francesco Bacchi, accusato di averlo ucciso con i suoi colpi. Ma le polemiche sono nei confronti di magistrati, avvocati, forze dell'ordine in generale. Una tensione che è la stessa che ha convinto proprio il questore ad evitare i funerali pubblici per la paura di contatti fra le famiglie, di polemiche e di scontri. Una tensione che però, nonostante i funerali vietati, non tende affatto a scemare, ma continua a salire di tono. E a Palermo è stata organizzata una raccolta firme proprio per chiedere maggiore sicurezza. Oggi dalle 9 alle 13 l'assemblea del Comitato Uniti per il Quartiere ha predisposto un gazebo davanti alla chiesa di Sant'Antonino. È stato preparato anche un esposto con i punti da sottoporre al prefetto, al questore e al sindaco. C'è un indagato per l'omicidio di Francesco Simone, il rivenditore di auto ucciso a colpi di pistola lo scorso 7 dicembre a Favara. La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato accusato adesso di omicidio volontario, porto e detenzione illegale di armi. Si tratterebbe di una persona che ha una proprietà al confine con quella di Francesco Simone in contrada Poggio Muto. Forse discussioni personali alla base di questo delitto. E adesso cambiamo argomento, parliamo dei manager della sanità siciliana perché circolano i primi nomi. Le nomine dovranno arrivare entro fine mese, conferma il presidente della regione Renato Schifani, ma nella maggioranza ancora non c'è un accordo. L'unica certezza è che la rosa dei nomi tra cui scegliere è già completa. Manlio Viola.
10 giorni per scegliere i vertici della sanità siciliana. Il percorso è ormai avviato e il presidente della regione non intende andare oltre la fine del mese. Già una volta è stato costretto a rinviare la scelta per la troppa litigiosità della maggioranza. Schifani è cosciente delle tensioni del centrodestra e per questo intende chiedere ai partiti una rosa di nomi. Sul piatto ci sono i 65 usciti dalla selezione degli idonei fatti in assessorate e i 27 uscenti. Per la scelta tutto dipenderà dalle insistenze di Fratelli d'Italia, che chiede la pattuglia più nutrita e soprattutto chiede i posti più prestigiosi e quelli dove ci saranno da gestire la maggior fetta delle risorse PNRR da qui al 2026. Ma dentro Forza Italia ci sono pezzi da 90 che puntano ad avere la propria fetta. E così si parla di una nomina anche per Salvatore Iacolino, attuale dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale alla Salute, che potrebbe lasciare i ranghi regionali per tornare all'ASP di Palermo, che ha già guidato diversi anni fa. Ma sul piatto potrebbe esserci anche un ritorno invece al Policlinico di Palermo, dove è stato commissario, o un'azienda ospedaliera di primo piano. Conferma con spostamento invece per l'attuale manager di Palermo Daniela Faraoni, che potrebbe prendere l'autostrada e spostarsi a Catania. In terra etnea in prima linea ci sono nomi come Giampiero Bonaccorsi e Salvatore Lucio Ficarra, quest'ultimo si sposterebbe dall'ASP di Siracusa. Sull'asse Palermo-Catania, ma in direzione opposta verso Palermo, potrebbe viaggiare anche Fabrizio De Nicola. Pochi rumors e non molto attendibili per Trapani, dove potrebbe sbarcare con promozione Marzia Furneri, che da direttore sanitario diventerebbe manager. In ballo anche qualche conferma, ma anche tensione, soprattutto nella Sicilia centrale. Contese sono le ASP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Lì ci sono due partite nelle partite: da un lato i fondi del PNRR, che nella Sicilia centrale sono consistenti, dall'altro le richieste dei cosiddetti partiti minori della coalizione, a iniziare dalla DC di Cuffaro, che però trova resistenza negli amici dell'MPA. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di ieri del presidente Schifani. Nel raccontare un anno di governo, contestano i 5 Stelle, sembrava che il presidente non parlasse della Sicilia. Non basta una conferenza stampa a cambiare una realtà che resta disastrosa. Dopo un clima quasi primaverile in Sicilia arrivano le prime piogge e la colonnina di mercurio comincia a scendere. Francesca Oloi. Ci avevamo sperato, ma l'inverno non è ancora finito. In settimana la Sicilia sembrava di essere entrata in primavera. Più di 25 i gradi registrati a Siracusa, con le stazioni SIAS che nella fascia ionica hanno battuto il record di gennaio 2002. Ma dopo sole e caldo, ecco che torna lui, il freddo. Rispetto ai giorni scorsi ci attendiamo anche fino a 10-15 gradi in meno nella giornata di domenica. Probabili deboli gelate tra lunedì e martedì, poi da mercoledì le temperature dovrebbero tendere a rialzarsi. Le temperature sia massime che minime quindi torneranno a scendere e così saranno ancora necessari giubbotti, sciarpe e cappelli, per qualche giorno messi da parte. Sali e scendi dal caldo al freddo che non fa bene nemmeno alla salute. Sono tipici delle aree mediterranee, certo è che il cambiamento climatico tende ad estremizzare. Secondo gli esperti, comunque freddo a parte, nei prossimi giorni l'ombrello potrebbe servire poco e sull'Etna c'è lei, la neve, che ci ricorda che l'inverno non è ancora finito. E ad Agrigento, nella Valle dei Templi, il mandorlo è già in fiore. Vediamo. Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, si rinnova anche quest'anno il fenomeno naturale della fioritura precoce del mandorlo. Le distese tra i templi greci si imbiancano quasi come se fossero fiocchi di neve e il fiore annuncia e testimonia l'avvento della primavera, altrettanto precoce dove altrove è ancora inverno grigio e freddo. Ecco perché dal rito dei contadini che festeggiavano la fioritura del mandorlo e l'inizio della stagione propizia per l'agricoltura è nata la sagra del mandorlo in fiore, evento internazionale che da decenni caratterizza l'attuale periodo ad Agrigento. A raccontarlo parrebbe incredibile, ma le immagini appena registrate testimoniano quanto di insolito e stupefacente avviene nella più bella città dei mortali, come la definì Pindaro, e dove ogni anno, come testimoniato dallo stacco dei biglietti di accesso alla Valle dei Templi, affluiscono 1 milione di turisti da ogni parte del mondo. I boccioli dei mandorli fioriscono in un'esplosione di bianco e rosa chiaro intorno alla prescelta capitale italiana della cultura 2025, sollevando ottimismo ed entusiasmo verso l'atteso evento. I fiori sui rami sono un inno alla vita, ai piedi del Tempio della Concordia, assurdo a simbolo della pace tra i popoli. Non a caso, infatti, durante la saga del mandorlo in fiore,
L'appuntamento più di rilievo è l'accensione del triplo dell'amicizia innanzi al Tempio, dove le fiaccole dei gruppi folk dei 5 continenti si fondono in un unico braciere tra i mandorli in fiore. E restiamo ad Agrigento perché si moltiplicano gli appelli per evitare il flop appunto di Agrigento, capitale della cultura. A meno di un anno infatti l'organizzazione è in grave ritardo, la preoccupazione anche da parte dello scrittore agrigentino Matteo Collura. Sentiamo Lorena Dolci. Il conto alla rovescia è già iniziato. Fra poco meno di un anno Agrigento diventerà capitale della cultura, ma da quel 31 marzo scorso, giorno della proclamazione, tutto è fermo. Anche lo scrittore Matteo Collura, agrigentino trapiantato da decenni a Milano, ha gioito per l'investitura della sua città, ma adesso cresce la preoccupazione. Una preoccupazione mi sembra molto fondata, visto che ormai manca circa un anno e non credo che si sia fatto molto per rendere la città degna di essere non capitale nazionale della cultura, ma una città normale. Una città normale è quella dotata di servizi pubblici, di infrastrutture all'altezza di un evento di questa portata. Le stime parlano di 500.000 di visitatori. La Valle dei Templi non può da sola fare Agrigento capitale della cultura, ci vuole dell'altro. La città che si appresta a essere capitale nazionale della cultura non ha un albergo in centro, è una città difficile da raggiungere e che è dal punto di vista urbanistico molto frammentata, frazionata, con servizi pubblici inesistenti, e questo lascio immaginare che cosa può provocare. Gli imprenditori denunciano anche che gli appalti per 150 milioni sono bloccati, mentre la politica ritarda il varo dello statuto della fondazione che dovrebbe gestire i progetti. Mi appello al buonsenso, i miracoli non li possono fare naturalmente né gli amministratori né chiunque altro. Ecco, io direi di fare quello che è possibile, cercando di avere come interesse principale, come obiettivo unico, il bene della città. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina sportiva. A tra poco. Seconda parte del TG Sicilia, ancora una volta ben trovati, apriamo adesso la nostra pagina sportiva, parliamo di calcio, ancora una partita pirotecnica al Barbera, il Palermo infatti batte il Modena per 4-2 e conquista 3 punti d'oro. Per i rosa assegno Segre, Brunori e doppietta di Soleri. Marco Gullà. Eugenio Corini alla vigilia lo aveva detto, bisogna vincere in qualsiasi modo. Il Palermo lo ha fatto, ha battuto il Modena 4-2, ha ancora confermato di avere problemi soprattutto in difesa, ma ha vinto. Ha portato a casa 3 punti fondamentali, una vittoria sofferta e che proietta il rosanero verso i piani alti della classifica. Gara pirotecnica al Barbera, il Palermo la sblocca subito con il solito Segre, grande assist dello scozzese Henderson e il centrocampista rosanero fa centro per l'1-0. Il Palermo prova a giocare di ripartenza, ma è il Modena a trovare il pareggio al 30°, frustata di testa di Battistella che batte Piacelli 1-1 e prima rete in campionato per il centrocampista gialloblu. La partita è bella, vibrante, Di Francesco va vicino al gol, ma è il capitano Brunori a riportare avanti il Palermo con questa girata da attaccante di razza 2-1. Nel finale del primo tempo Modena ancora vicino al pareggio, ripresa, i ritmi sono sempre alti, Modena pericoloso con Strizzolo, entrano Di Mariano e Vasic, il Palermo gioca bene, prova a chiuderla, ma è ancora una volta la formazione emiliana a trovare il gol. Abbiuso corregge in rete dopo una respinta di Piacelli e ancora parità al Barbera. Può vincerla chiunque, il Modena attacca, il Palermo ribatte colpo su colpo e al 78° va vicino al gol con Vasic, colpo di testa e palla che bacia la traversa, poi Mancuso da 2 passi non riesce a spingerla in porta, clamoroso. Minuto 89, gran palla di Segre per Soleri che confeziona un gol importantissimo, 3-2 ed esplode il Barbera sotto la pioggia. Al 95° brivido finale, Modena ad un passo dal 3-3 con questo colpo di testa terminato a lato. Poi però c'è ancora tempo per il poker dei siciliani, Mancuso, assist per Soleri e doppietta per l'attaccante che con questo gol forse si guadagna la riconferma nel Palermo.
E un tifoso del Modena è stato arrestato per aver lanciato un rubinetto dal settore ospiti del Barbera all'indirizzo dei tifosi del Palermo in curva sud. È accaduto nel corso appunto della partita. Il tifoso del Modena è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza interno appunto allo stadio. I tifosi del Modena hanno prima vandalizzato i bagni del settore ospiti staccando alcuni rubinetti e poi li hanno tirati all'indirizzo appunto dei sostenitori della squadra di casa. Uno di questi è stato colpito appunto in testa e si è procurato una ferita. Per lui sono state necessarie le cure dei medici al pronto soccorso. Ed è stata invece rinviata la partita tra Picerno e Catania a causa della neve. I rossazzurri si concentrano adesso sulla semifinale di Coppa con il Rimini. Marco Carli. L'ufficialità arriva quando mancherebbe poco più di un'ora all'ipotetico inizio della partita, ma che Picerno-Catania non si sarebbe giocata lo si era capito fin dalle prime luci dell'alba. Abbondante nevicata sull'Appennino lucano che non si è mai arrestata, tanto che il prato in sintetico dello stadio Curcio si è subito ammantato. Vani sono stati i tentativi di circa una ventina di operatori che hanno liberato in parte le linee laterali, le aree, una zona del centrocampo, ma la neve continuando a cadere non ha di certo agevolato le operazioni, tanto più che sul sintetico non si poteva lavorare con le ruspe ma con pale, badili e bobcat. Così l'arbitro Arena di Torre del Greco, che aveva fatto il sopralluogo per primo, ha poi atteso le due squadre, il Catania è arrivato attorno alle 14:40 e ha ufficializzato il rinvio della gara data da destinarsi. Il club etneo non avrebbe potuto prendere in considerazione l'ipotesi di giocare domenica, visto che mercoledì è atteso dall'andata della semifinale di Coppa Italia in casa del Rimini. Lucarelli a Picerno avrebbe schierato i suoi con il 4-2-3-1. La formazione, che è stata comunque ufficializzata dal club etneo, prevedeva Betters in porta, Rapisarda, Monaco, Conte e Celli in difesa, Zanellate e Quaini a centrocampo, Chiarella, Peralta e Cicerelli a supporto dell'unica punta Cianci. Un 11 di partenza che, oltre a ribadire un turnover in vista della Coppa con la panchina iniziale per Di Carmine, per esempio, e per Costantino, prevedeva l'assenza di Chiricò, alimentando così rumors di mercato sul trequartista. A proposito di mercato, da lunedì si ricomincia, fra cessioni e altri nuovi acquisti, il Catania continuerà nella sua rivoluzione. Il Messina invece è impegnato al Franco Scoglio oggi contro il Taranto, sesto in classifica. Giallorossi in formazione rimaneggiata ma alla ricerca di un altro risultato positivo dopo la vittoria di Caserta. Sergio Colosi. Il Messina oggi pomeriggio contro il Taranto va alla conquista del Francoscoglio, non più fattore determinante, con 12 punti conquistati sui 22 totali, che in classifica valgono un +2 sui play-out. Pugliesi sesti è in corsa per i play-off, con l'ex Capuano squalificato e in tribuna. Emergenza a centrocampo per i giallorossi, senza Franco fermato dal giudice sportivo e con Firenze convocato ma in panchina, dopo una settimana di febbre. Disponibili Ortisi, Frisenna, Scafetta e Cavallo. Modica conferma il 4-2-3-1 di Caserta, con Fumagalli in porta. In difesa Manetta e Pacciardi centrali, con Salvo e Ortisi ai lati. Mediana inedita con Frisenna e Giunta. Più avanti Rosafio a destra e Mausso sotto punta. Zunno a sinistra con Luciani in attacco. Convocato anche l'ultimo acquisto Marco Civilleri, ex Licata e Taranto. Con la testa sto a 1000, fisicamente sicuramente non sono in condizione ottimale al 100% perché a San Sepolcro ho avuto un po' di dinamiche particolari a livello societario, quindi vengo da un mesetto di inattività, però mi sono allenato con la squadra, mi hanno dato la possibilità comunque di venire qui, quindi li ringrazio, sono a disposizione, se il mister ha bisogno insomma ci sono. Tra squalifiche e mercato, Taranto senza i difensori Ferrara e Antonini, quest'ultimo trasferito al Catanzaro, e con De Marchi in un attacco completato da Canute e Bifulco, autore della doppietta dell'andata. E questo era l'ultimo servizio di questa prima edizione del TG Sicilia. Vi ricordo che l'informazione ritorna più tardi alle 13:30. Intanto vi lascio con Luca Ciliberti e la nostra rassegna stampa. Una buona giornata e una buona domenica a tutti voi.
domenica, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, dopo i delitti e le violenze davanti alle discoteche e nei gazebo, raccolta firme perché in centro e in periferia ci sia finalmente sicurezza. I cittadini chiedono controlli e presidi. Rissa a Vittoria, nel Ragusano, un ferito grave, raid vandalico in centro città nei locali della Movida. Catania, la vecchia stazione Morandi, ricostruita, sarà il nuovo terminal dell'aeroporto di Fontanarossa. Vedremo tra poco le immagini esclusive trasmesse dal Punto di Telecolor. Verso Sant'Agata, in mattinata a Catania, benedizione delle candelore, l'arcivescovo Monsignor Renna ammonisce i devoti, onestà e rispetto, niente comportamenti equivoci o atteggiamenti scorretti. Nel Messinese manifestazione contro il rischio di chiusura di 2 pronto soccorso nel comprensorio. Affissi dai protagonisti della protesta, manifesti shock, la prossima vittima potresti essere tu. Musica, l'alta marea di Coez e Fra Quintale conquista il Palacatania, sold out per il concerto di ieri sera che ha richiamato giovani da tutta la Sicilia. Calcio, in Serie B il Palermo balla sotto la pioggia, i rosanero battono 4-2 il Modena e si rilanciano in classifica, ora il secondo posto è a -4. In Serie C sosta forzata per il Catania, fitta nevicata a Picerno e gara rinviata. Gli uomini di Luca Lerni possono ora concentrarsi sulla semifinale di Coppa Italia contro il Rimini. Scende in campo il Messina che tra pochi minuti affronta il Taranto. Bentrovati, gazebo a Palermo per una raccolta firme per ottenere sicurezza. I cittadini chiedono controlli e presidi. Intanto riecheggiano ancora forti le parole della mamma di Francesco Bacchi, ucciso una settimana fa a Balestrate. Marco Gullà. Tutti a firmare per la sicurezza in città. Palermo, l'assemblea del comitato spontaneo Uniti per il quartiere ha deciso di organizzare una raccolta firme per questa mattina davanti alla chiesa di Sant'Antonino di Padova. Cuore del centro cittadino, in questo comprensorio si susseguono furti, rapine ed episodi di violenza. Cittadini stanchi, esausti, impauriti. La raccolta firme è un segnale da mandare alle istituzioni. Occorrono presidi e controlli, dicono gli organizzatori della manifestazione. Sì, sta andando molto bene, abbiamo avuto già circa 300 firme raccolte nel giro di qualche oretta e questo per noi è un risultato, nel senso che noi vogliamo semplicemente continuare a ricordare a chi ha la delega sulla sicurezza che Palermo necessita di una maggiore attenzione. A distanza di una settimana, intanto ci sono ancora strascichi dopo la morte di Francesco Bacchi nei pressi della discoteca Medusa. La madre del giovane ucciso ha fatto ricorso al TAR dopo la decisione del questore di vietare i funerali pubblici, una decisione che ha ulteriormente appesantito il clima a Partinico, paese di origine della famiglia Bacchi. E ancora riecheggiano forti le parole della mamma della vittima. È stato giusto! Mio figlio era un ragazzo per bene, sa i valori! Lui si è intromesso in una lite che non c'entrava nulla per aiutare un ragazzo e chi ha guardato è anche colpevole! Rissa tra giovani al Belvedere di Termini Imerese durante il weekend dopo la lite avvenuta lo scorso 12 gennaio che ha portato all'arresto di un giovane di 26 anni, sempre di Termini, nuova tensione e nuova violenza tra ragazzi vicini all'incrocio con la Serpentina, in prossimità di 3 noti locali della zona frequentati la sera da tantissimi ragazzi, molti dei quali anche minorenni. Violenza anche a Vittoria, un accoltellamento in via Generale Cascino e poi atti vandalici in pieno centro, 2 gli eventi inquietanti a distanza di poche ore in città. Veronica Barbarino. Non c'è tregua in città. A distanza di poche ore un uomo di 46 anni a seguito di una lite è rimasto ferito gravemente alla schiena da un corpo contundente riportando una frattura vertebrale.
Solo poche ore prima, nella centralissima via Cavour e in Piazza del Popolo, un cittadino rumeno e un tunisino hanno danneggiato tavoli e sedie nei locali della Movida, oltre a distruggere diversi cestini comunali destinati alla raccolta dei rifiuti. La segnalazione di alcuni residenti ha attivato l'intervento della polizia, che ha individuato e denunciato gli autori già noti alle forze dell'ordine per danneggiamento aggravato e disturbo della quiete pubblica. Indignazione e rabbia da parte dei cittadini e dalle associazioni di categoria. Come Confcommercio siamo intervenuti perché consideriamo che questi atti non solo vanno a distruggere quello che è il patrimonio cittadino urbano, ma nello stesso tempo vanno a minare quello che è il tessuto sociale e economico di una comunità. E siccome Vittoria da anni riveste un ruolo importante all'interno della provincia perché catalizza flussi all'interno del proprio comune con una interessante offerta commerciale e un'intensa movida, è giusto che ci sia maggiore controllo da parte delle autorità preposte, un'implementazione della videosorveglianza, ma allo stesso tempo che ci sia una sicurezza condivisa e aperta, alla cui attuazione concorrono più soggetti, lo Stato, gli enti territoriali, le scuole, le agenzie educative. Solo così, attraverso un'azione condivisa di tutte le componenti della comunità vittoriese, potremmo portare avanti delle azioni sulla sicurezza che siano efficaci e durevoli. Anche il sindaco Francesco Aiello ha espresso la sua indignazione, definendo l'accaduto un attentato alla quiete pubblica e promettendo provvedimenti severi nei confronti dei responsabili. Infatti poco fa il questore di Ragusa ha vietato l'accesso alle aree urbane ai due stranieri, il romeno e il tunisino, protagonisti del raid a Vittoria di cui abbiamo appena riferito. Sono accusati di danneggiamento aggravato e disturbo alla quiete pubblica. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha tolto la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia a Martina Gentile, ai domiciliari per favoreggiamento di Messina Denaro. I giudici hanno anche disposto che la donna faccia un percorso di recupero, partecipando ad attività di formazione organizzate da associazioni antimafia. Martina Gentile ad aprile era finito sotto inchiesta con la madre, Laura Bonafede, una delle amanti del boss morto a settembre. La giovane consegnava i pizzini di Messina Denaro e a volte li nascondeva nel passeggino della figlia. Scriveva al boss frasi del tipo «Adorato, che gioia poterti abbracciare». Interrogata dalla Procura di Palermo si è rifiutata di rispondere, ma poi ha detto «Ho capito di avere sbagliato». Catania, inaugurata nel 1981 e chiusa nel 2007, la vecchia stazione Morandi sarà il nuovo cuore pulsante di Fontanarossa, dell'aeroporto. Le immagini esclusive dentro la trasmissione Il Punto di Telecolor. Luca Ciliberti. Questa è una struttura progettata negli anni 70, messa in esercizio negli anni 80, con una tipologia di traffico che oggi non c'è più. Le immagini esclusive in onda all'interno della trasmissione Il Punto su Telecolor sono quelle girate all'interno dell'aerostazione Morandi, chiusa dal 2007 e riaperta sotto la responsabilità della Protezione Civile nel periodo del Covid per effettuare tamponi e vaccini. Si riapre anche il tema del futuro dell'aeroporto Fontanarossa. La vecchia struttura sarà abbattuta per la ricostruzione di un terminal B innovativo che sarà lo snodo principale della mobilità integrata a Catania. Quel terminal era stato immaginato molti decenni or sono per contenere passeggeri fino a meno di 1 milione. Ne mettevamo dentro, come le sardine, quasi 5 milioni. Quindi andare a immaginare ristrutturare una cosa nella stessa volumetria per contenerne 1 o per farne stare male 5, credo che sia assolutamente una scelta miope. Ospite della trasmissione la Dinico Torrisi, che risponde anche alle polemiche di chi sostiene che l'abbattimento non sia necessario, ma piuttosto che una demolizione sarebbe bastata una più economica riqualificazione. Quindi questa è un'occasione in cui ci torna utile dire e chiarire che la vecchia aerostazione non è adeguata sismicamente perché è stata costruita in un'epoca antecedente alle norme sismiche e siccome si è detto e si è anche scritto ed è stato poi anche pubblicato che al contrario sarebbe adeguata a tutto quanto una serie di corbellerie, è il momento di chiarire che tutto ciò che è stato detto sono cose false, non vere, e quindi noi dovremmo spendere già solo per mantenere una struttura inadeguata rispetto al presente, non solo al futuro, solo per il mantenimento 30 milioni solo per gli adeguamenti sismici.
Si avvicina la festa di Sant'Agata, in mattinata la benedizione delle candelore e la messa a San Nicolò l'Arena. L'arcivescovo di Catania Renna esorta i devoti ad avere comportamenti sani, evitando segni equivoci o atteggiamenti poco rispettosi. Torino De Mana. Le ha benedette una ad una, ricordando a tutti che le candelore rappresentano una luce votiva per la Santa e non dovrebbero essere strumentalizzate a fini esibizionistici. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, non ha usato mezze parole e durante la messa in suffragio dei devoti morti celebrata a San Nicolò l'Arena ha richiamato tutti al rispetto delle regole affinché il culto di Agata venga espresso con preghiere, opere di carità e visite ai cimiteri e non con volti di defunti stampati sulle magliette oppure attraverso comportamenti inappropriati. In paradiso non si va con una maglietta stampata, ma si va con una santa messa, con la preghiera. Questo è il senso della devozione cristiana. Come anche è bello che ci siano le feste in giro, ma mi raccomando, sempre fatte con grande onestà e facendo sì che nessuno di voi che porta la candelore poi abbia qualche problema con la giustizia, perché qualcuno dice: ma dove siete andati? Con chi siete andati? State attenti, le candelore sono un onore a Sant'Agata, non sono un onore da dare né al vescovo, né al sindaco, né al presidente del comitato. Sono solo per Sant'Agata. Renna ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo di fede, ha ribadito che le candelore sono simbolo di luce e come tale vanno rispettate, evitando individualismi e ricordando di eliminare segni equivoci perché, ha detto nell'omelia, siamo tutti peccatori e tutti possiamo sempre convertirci, magari cambiando mentalità per migliorarci. Eccellenza, ha concluso la messa dicendo ai devoti, a tutti: fate i bravi. Perché? Perché la candelora deve rimanere un segno di devozione a Sant'Agata, non ci devono mai essere delle sfasature, dobbiamo essere un po' più cristiani anche nelle espressioni della nostra devozione. Accompagnate da musiche, nacate, mortaretti, palloncini e folklore, le candelore hanno iniziato i loro caratteristici giri per la città, una città che per 3 giorni penserà soltanto ad Agata, figlia, sorella e madre di tutti i catanesi. Sanità, nel comprensorio tra Milazzo e Barcellona c'è grande preoccupazione per la sorte dei pronto soccorso degli ospedali Fogliani e Cutroni Zodda. Questa mattina una manifestazione dei cittadini dopo le difficoltà registrate nelle ultime settimane, esposti manifesti shock. Francesco Triolo. Raccolta di firme, manifesti notturni, proteste social. A Milazzo è alta l'attenzione sul pronto soccorso dell'ospedale Fogliani, che dopo la chiusura di quello del Cutroni Zodda di Barcellona è diventato il punto di riferimento di un territorio vastissimo, con un bacino di utenza di circa 150.000 persone. Giovedì scorso si è raggiunto un record al pronto soccorso di Milazzo con 8 codici rossi e ben 30 persone in attesa. Per questo la direzione dell'ospedale ha inoltrato una comunicazione all'ASP, così non si può andare avanti. Nelle scorse settimane un bimbo di 4 mesi con la febbre a 40 ha dovuto peregrinare per 3 ospedali della provincia per scoprire poi di avere il Covid. Quindi sono apparsi dei manifesti shock all'ingresso del Fogliani, opera di giovani del comprensorio. La prossima vittima potresti essere tu, la scritta e la campagna Siamo tutti in codice rosso, lanciata da un gruppo di abitanti della Valle del Mela. E oggi il coordinamento di centrosinistra di Milazzo ha avviato una raccolta firme a sostegno della petizione pubblica per la tutela dei presidi ospedalieri della provincia di Messina. Una manifestazione di protesta senza bandiere, vessilli, appartenenze politiche, perché investe un problema di salute pubblica. Si sta investendo molto, si pensa di investire molto in direzione della sanità privata e questo ci piace perché molte persone stanno abbandonando le cure. Non abbiamo avuto nessunissima risposta da parte dei politici, se non assicurazioni che si sono perse e dilatate nel tempo. Ci troviamo in una zona ad alto rischio dove ci sono insediamenti industriali importanti tipo la raffineria, la ex Enel, ora A2, acciaieria. C'è il porto. L'allarme è stato lanciato anche dai sindacati che hanno sottolineato proprio la presenza di numerose attività industriali a rischio incidenti. Le firme raccolte saranno poi inviate alla Presidenza della Regione e all'assessorato alla Sanità.
Sigonella e Rotary insieme per riqualificare un asilo nido a Ognina. Militari americani in azione a Catania, ma con in mano tintura, colori, pennelli, martelli. Sono azioni di buon vicinato, spiegano. In America sono molto frequenti. Eva Spampinato. Li chiamano azioni di buon vicinato e sono azioni che fanno bene al sociale oltre che al cuore. Quelli che vedete all'opera sono alcuni militari della base NAS di Sigonella che per un giorno hanno posato le armi e impugnato martello e scopa, pennelli e rulli per la pittura. Hanno riqualificato l'asilo comunale Giostra dei Bambini di via Calipso a Catania. Siamo tornati alla nostra attività di community relations, un'attività che ci porta a svolgere oltre 200 attività di volontariato, di buon vicinato un po' in giro per la città, soprattutto anche per la Sicilia orientale e centrale. L'asilo nido è stato da poco ristrutturato, ma mancavano gli ultimi ritocchi e così è intervenuto il Rotary Catania Duomo 150, in sinergia con il Comune, il presidente del secondo municipio Claudio Carnazza e l'assessore ai servizi sociali Bruno Brucchieri. E abbiamo promosso questa iniziativa insieme al secondo municipio di Catania e con la collaborazione dell'associazione Lux Mundi, la quale ha cooptato appunto questi giovani militari della base di Sigonella che per pura amicizia, gratuitamente e con dedizione assoluta si stanno occupando appunto di questo service per migliorare un attimino questo sito che aveva bisogno di qualche opera. Non solo uomini, questa soldatessa ha portato con sé la figlia per avvicinarla alle attività di volontariato. A loro il compito di disegnare e colorare la porta a vetri che dà il benvenuto nell'asilo. Musica, l'Alta Marea di Coez Fra Quintale conquista il Pala Catania, sold out per il concerto di ieri sera che ha richiamato giovani da tutta la Sicilia. Gli amatissimi rappresentanti dell'indie rap italiano portano nei palazzetti di tutta Italia il loro album scritto a quattro mani. Eva Spampinato. Stai con me anche con l'Alta Marea. L'Alta Marea di Coez e Fra Quintale invade il Pala Catania con una forza dirompente che ha la potenza di una mareggiata, la delicatezza di una parola d'amore, il tempo di una barra. In una parola sola, Love Bars, un album scritto a quattro mani e uno show in cui rap e cantautorato trovano un bellissimo punto di incontro. La coppia romano-lombarda ha conquistato il pubblico catanese con un concerto di quasi 2 ore, una scaletta di 34 brani, tra hit storiche dei due autori e i brani del loro joint album. Quanto calore! In questi mesi in tanti ci avete chiesto se avremmo fatto solo Love Bars, no? Chiaramente no, e noi cosa dovevamo rispondere? Noi dobbiamo rispondere... Dipende quanto fanno casino. Acclamato artista pop ma anche idolo hip hop, Coez si conferma l'autore del più originale crossover tra rap e canzone d'autore che ci sia attualmente in Italia. 40 anni, Romano La Gavetta Vera, prima dei social, è diventato mainstream con La musica non c'è. Fra Quintale, 6 anni più piccolo, bresciano, l'album d'esordio del 2017 ha fatto 150 milioni di stream su Spotify. Ci siamo un po' impuntati per venire a suonare qua. Coez e Fra Quintale hanno portato sul palco per la prima volta in Italia una nuova tecnologia sonora che ha reso l'esperienza live ancora più bella grazie all'altissima definizione del suono. Una scommessa riuscita perché, come dicono loro, non si vince da soli ma ci si allena. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, l'entusiasmo di Palermo per la vittoria e poi tra pochissimo in campo il Messina, mentre il Catania pensa alla sfida di Coppa Italia con il Rimini. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, vittoria d'oro e come di consueto rocambolesca per il Palermo che alla Barbera ha battuto il Modena 4-2. Gol e spettacolo. Marco Gullà.
Quando il Palermo gioca al Barbera non ci si annoia praticamente mai, gol ed emozioni, anche ieri è stato così. Il Palermo ha battuto il Modena 4-2, una gara rocambolesca che ancora una volta ha riservato colpi di scena come nei migliori film thriller. Corini aveva chiesto il sangue agli occhi prima del match col Modena, il Palermo ha risposto e confermato l'ottima produzione offensiva delle ultime 4 uscite. Allo stesso tempo ha registrato le solite dormite uscite di scena ingiustificate. 1-0 con Segre, poi pari Modena con Battistella, poi ancora Brunoni e nella ripresa pareggio di Abiuso, nel finale doppio Soleri e 3 punti d'oro per il rosanero. Abbiamo un cuore grande, una grande voglia di andare oltre, qualche difetto che in questo momento abbiamo, però questo mi piace, la squadra ha coraggio, prova, vuole vincere e di conseguenza quando poi ci credi a volte ti va male, ma il più delle volte riesci a portarla dove vuoi tu e questo è lo spirito che dobbiamo avere. È quello su cui stiamo lavorando, al netto che su certe cose dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo migliorare, ma l'atteggiamento, lo spirito deve essere questo. Il Palermo deve migliorare tanti aspetti come quello difensivo, la squadra rosanero subisce troppi gol, al contempo segna molto. Ieri l'8° sigillo in campionato di Brunori. Sicuramente è una partita giocata a viso aperto e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci siamo creati, quindi una vittoria meritata. Un tifoso del Modena è stato arrestato nel corso della partita per aver lanciato e colpito un tifoso del Palermo con un rubinetto. I tifosi modenesi dopo l'arresto sono rimasti all'interno del settore ospiti e non volevano lasciare lo stadio per protesta contro l'arresto del tifoso. Poi sono stati convinti a lasciare l'impianto. E la Catania, dopo il rinvio della partita di Picerno, si concentra sulla sfida al Rimini di Coppa Italia in una settimana dove sarà ancora protagonista il mercato. Marco Carli. Dalla neve di Picerno al mare d'inverno di Rimini, passando per il calciomercato. Il gennaio turbinoso del Catania prosegue con i rossazzurri che non si fanno mancare proprio niente, nemmeno la partita rinviata per neve nel girone meridionale della C. È successo a Picerno, cittadina vicino a Potenza. Il gruppo di Lucarelli affronterà la squadra rivelazione del torneo in futuro perché la neve, caduta sulla Basilicata per tutta la giornata di sabato, ha reso impossibile la disputa dell'incontro. Gli etnei si concentreranno adesso sul Rimini con cui giocheranno mercoledì in Coppa. I romagnoli sono scesi in campo in casa della Juve Under 23, risultato finale 0-0 con il Rimini che resta all'11° posto del girone B della C. Non ci sarà Chirico squalificato che Lucarelli non avrebbe fatto giocare dall'inizio a Picerno. La sensazione è che il tecnico stia provando per così dire a lavorare sull'approccio del ragazzo che nella prima fase del torneo ha avuto sulle spalle la squadra e ciò lo ha portato spesso a strafare. Pausa di riflessione dunque complice l'arrivo di Peralta, ma la scelta non poteva che alimentare voci di mercato per il trequartista. A proposito di mercato, da Benevento fanno capire che il Catania potrebbe presto affondare il colpo per Teio, dovrebbero arrivare un portiere, un attaccante e forse un difensore. I nomi di Donnarumma e Artistico circolano, ma il mercato cambia spesso nel giro di ore. Gli arrivi saranno alla fine dagli 11 ai 13. Si lavora sulle partenze, finora 7, con fra gli altri Lorenzini, finito al Novara, e De Luca, la pergolettese. Qui bisogna intensificare. Mazzotta, Marsura e soprattutto Bocic, che conta tante squadre interessate al prestito, dovrebbero essere i primi a partire. Il Messina è impegnato al Francoscoglio contro il Taranto, sesto in classifica. Giallorossi in formazione rimaneggiata, ma alla ricerca di un altro risultato positivo dopo la vittoria di Caserta. Sergio Colosi. Il Messina oggi pomeriggio contro il Taranto va alla conquista del Francoscoglio, non più fattore determinante, con 12 punti conquistati sui 22 totali, che in classifica valgono un +2 sui play-out. Pugliesi sesti è in corsa per i play-off, con l'ex Capuano squalificato e in tribuna. Emergenza a centrocampo per i giallorossi, senza Franco fermato dal giudice sportivo e con Firenze convocato ma in panchina, dopo una settimana di febbre. Disponibili Ortisi, Frisenna, Scafetta e Cavallo. Modica conferma il 4-2-3-1 di Caserta, con Fumagalli in porta. In difesa Manetta e Pacciardi centrali, con Salvo e Ortisi ai lati. Mediana inedita con Frisenna e Giunta. Più avanti Rosafio a destra e Mausso sotto punta. Zunno a sinistra con Luciani in attacco. Convocato anche l'ultimo acquisto Marco Civilleri, ex Licata e Taranto. Con la testa sto a 1000, fisicamente sicuramente non sono in condizioni
situazione ottimale al 100% perché a San Sepolcro ho avuto un po' di dinamiche particolari a livello societario, quindi vengo da un mesetto di inattività, però mi sono allenato con la squadra, mi hanno dato la possibilità comunque di venire qui, quindi li ringrazio, sono a disposizione, se il mister ha bisogno insomma ci sono. Tra squalifiche e mercato, Taranto senza i difensori Ferrara e Antonini, quest'ultimo trasferito al Catanzaro, e con De Marchi in un attacco completato da Canutè e Bifulco, autore della doppietta dell'andata. Ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie e ancora buona domenica.